Abbiamo proposto alla nostra amministrazione la realizzazione di una nuova struttura che dovrebbe sorgere qui all'interno del comando, un po' più rispondente, diciamo, alle esigenze formative dei nostri ragazzi. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, Giampiero Rizzo, dopo 14 mesi lascia la Marca, portando a casa un importante obiettivo, quello dell'ampliamento da 2 milioni di euro della caserma di via Santa Barbara, da qualche anno polo didattico di riferimento per Veneto e Friuli Venezia Giulia per la formazione dei futuri pompieri. L'intervento permetterà di realizzare 40 nuovi alloggi e aule didattiche. Ma c'è un altro traguardo raggiunto che riguarda la sede aeroportuale dei Vigili del Fuoco, con quella attuale non più adatta alle esigenze del corpo. In tempi brevi, ragionevolmente in un paio di anni, riusciremo ad avere una nuova sede diciamo, più confacente sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista logistico. Dai 5.000 ai 6.000 interventi all'anno vedono impegnati i Vigili del Fuoco di Treviso per incendi, maltempo e incidenti stradali. Questi ultimi hanno segnato in modo drammatico l'estate 2021 con 30 vittime in pochi mesi. Probabilmente diciamo una protezione maggiore delle sedi stradali potrebbe essere un'indicazione, una valutazione da fare. Rizzo saluta la Marca per tornare in Calabria, al suo posto l'ingegnere Alberto Maiolo, attualmente impegnato al comando di Udine. 14 mesi, quelli trascorsi in provincia di Treviso, segnati dalla pandemia. È stato ancora più difficile, però devo dire che con i miei uomini e le mie donne, che sono veramente eccezionali, siamo riusciti a centrare gli obiettivi